Ho avuto oggi, l'opportunità e la fortuna di ascoltare ehm, questo intervento, questo incontro che credo sia stato particolarmente importante sia per me, sia per tutti gli studenti che sono stati presenti. Questo perché non è stato un discorso unilaterale, ma è stato anche molto partecipato da parte degli studenti. Questo anche perché sono dei valori che, nonostante quanto si dica riguardo alle generazioni odierne, sono dei valori che stanno a cuore a noi tutti, poiché esseri viventi e poiché cittadini e poiché umani. Questo ritorno diciamo ai vecchi valori, al mos maiorum, se per non utilizzare un termine a sproposito, per non utilizzare un eufemismo, è molto importante, perché molti valori che sono stati perduti, valori come la democrazia, come il cittadino che, se non vota non è considerato un cittadino di questa società, oppure anche le domande, filosofiche che spesso vengono, collocate semplicemente nei periodi alti della vita di un uomo, ma invece sono domande che a noi giovani, sin dal primo anno e fino all'ultimo anno, ci accompagnano per tutto il percorso. Tutti gli studenti dal primo all'ultimo si fanno domande di questo tipo: di che genere di persone diventeremo, di cosa siamo venuti a fare qua, diciamo. Quindi credo che questo ritorno a dei valori, antichi del mondo greco possa descrivere una società odierna migliore. Penso che prendendo alcuni spunti dalla cultura e l'umanità che è la, società greca, potremmo davvero diventare una società molto migliore, un popolo molto migliore e dei cittadini migliori anche. Quindi credo che con lo studio del passato, come facciamo qua al liceo classico, si possa anche scrivere un futuro migliore.